Investire sul futuro credo sia l'obbligo che ogni amministratore ha, soprattutto in una fase nella quale si propone per un consenso e si propone quindi per un governo della cosa pubblica e delle opportunità appunto per una comunità come quella regionale. Io credo che soprattutto la nostra regione abbia la necessità di riprendere una prospettiva verso il futuro. Abbiamo assistito ad un governo che sostanzialmente ha badato a gestire la quotidianità ed il presente, e a mio avviso in maniera nemmeno molto positiva. Invece noi dobbiamo traguardare nuovamente la prospettiva regionale nel futuro, che è un futuro non necessariamente negativo se verso questo ci apprestiamo e approntiamo degli strumenti. Penso che ci sia la necessità di definire una programmazione a medio termine, approntando immediatamente quelle riforme fondamentali che alla Regione servono, la riforma del sistema delle autonomie locali e delle istituzioni per adeguarle alle necessità di attualità, di efficienza e di efficacia e la risposta quindi ai cittadini, la riforma del sistema sanitario, perché dobbiamo immaginare una regione che progressivamente invecchia e quindi magari avrà più esigenze nel settore della geriatria piuttosto che in quello delle nascite, e quindi di fatto anche una impostazione di una sanità che si occupa più di territorio e forse meno di ospedali e di specializzazioni ospedaliere, una necessità di programmare quello che sono le nostre strutture dedite alla formazione, alla ricerca, all'innovazione, perché sostanzialmente solo attraverso queste potremo di fatto affrontare la sfida del futuro. Significa ragionare sulle risorse e guidare l'utilizzo delle risorse per quelle partite che forse non rispondono alla necessità spicciola, immediata, personale di oggi, ma che invece costruiscono una strada sulla quale poter domani lavorare e anche immaginare di recuperare quella competitività che la dimensione regionale in questa fase ha perso. Quindi investire sul futuro è soprattutto saper governare il presente, ma organizzando e approntando una regione in grado di reggere i prossimi anni sfide che sono sfide importantissime, capendo che non si governa solo per il consenso immediato, ma credo che si governi soprattutto per assicurare alla regione quella che è una prospettiva negli anni a venire.